grazie ai sindaci che ci hanno preceduto. Mi chiamo Gianluca Panto, di professione faccio l'ingegnere, sono anche un imprenditore. Sono stato nella mia carriera di lavoro anche un industriale, ma poi ho chiuso tutte le mie aziende perché è arrivata la crisi economica. Spero che ci sia la consapevolezza che siamo arrivati in un momento particolare, che è quello che ci vede tutti quanti noi cittadini del Veneto di fronte a una nuova sfida, che è quella dell'indipendenza. Oggi anche la nostra macchina girava qui per il paese, no? E annunciava sì, no, vuoi tu che il Veneto diventi una repubblica indipendente sovrana, giusto? Magari qualcuno di voi l'ha anche sentita. Chi l'ha sentita? Vediamo, alzi la mano che l'ha sentita. 1, 2, 3, anche per capire se funzionano questi mezzi di comunicazione. Allora come siete arrivati? Attraverso il passaparola, attraverso il volantinaggio? Passaparola. Volantini, chi li ha visti? Qualcuno è volantini, qualcuno è passaparola. Bene. Quindi sintetizzo un po' quello che sta succedendo, perché magari ci sono persone nuove che non lo sanno e lo scopo della presentazione è anche questa. Da circa 5 anni c'è un gruppo di persone, intellettuali, politici, imprenditori, lavoratori, che si sono messi in testa di perseguire l'obiettivo dell'indipendenza del Veneto. Questo è successo a partire dal 2007, allora quando questo si poteva fare, cioè abbiamo cominciato a poterlo fare, perché prima non era possibile, perché esistevano delle leggi che lo vietavano. Se oggi noi stessi avessimo fatto questa stessa riunione nel 2006 e nel 2005 non sarebbe stato possibile, perché era un reato di opinione che era in vigore in Italia ed era in vigore anche in Turchia. Poi a un certo momento la Turchia chiese di entrare nell'Unione Europea e gli fu vietato per la presenza di una legge di questo tipo. A quel punto la Turchia esaminò la legislazione di tutti i paesi europei e con grande imbarazzo qualcuno si accorse, appunto i turchi si accorsero che l'Italia aveva una legge che impediva anche solo di pensare all'indipendenza di una regione al di fuori dello Stato nazionale. Ovviamente l'Unione Europea ha imposto all'Italia di eliminare questo punto e quindi a partire dal 2007 è stato possibile perseguire liberamente e democraticamente l'obiettivo dell'indipendenza, e quindi delle persone si sono dedicate a questo, tra cui sicuramente uno dei principali pensatori ce l'abbiamo qui di fianco, Gianluca Busato, che poi mi ha convinto anche a me ad entrare nel movimento indipendentista, e abbiamo iniziato questa lotta che ci ha visto poi anche partecipare a delle competizioni elettorali in alterne vicende tra il 2009 e il 2010. Io per esempio nel 2010 mi sono presentato come candidato presidente del Veneto, come concorrente tra l'altro dell'attuale presidente. L'attuale presidente raggiunse circa il 60% dei consensi, mentre io portai a casa lo 0,4%. Nonostante questo mi fa piacere che a 3 anni e mezzo di distanza l'unico movimento, l'unico partito che portò nel programma l'indipendenza del Veneto sia poi piano piano riuscito a farsi strada e a inserire questo virus all'interno della politica veneta, al punto tale che attraverso un processo che ha avuto un'escalation l'anno scorso, con una serie di manifestazioni, con una serie di azioni politiche, questo virus che abbiamo introdotto è diventato praticamente la piattaforma su cui in questo momento si sta discutendo in Regione del Veneto. Quindi, pur arrivando ultimi con lo 0,4, con 3 anni e mezzo di lavoro siamo riusciti a far convocare un consiglio regionale straordinario che per il momento provvisoriamente è stato fissato per il 30 di luglio, che dovrà discutere come, quando
fare questo referendum per l'indipendenza del Veneto, che quindi diventa una realtà su cui i consiglieri dovranno esprimersi. Un nostro gruppo di lavoro del Movimento Indipendenza Veneta ha anche scritto questa legge regionale indicando il quesito, che è quello che vi ho detto io prima: sì, no, vuoi tu che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana? Ha fissato una data e ha fissato delle modalità affinché questo referendum si verifichi e i cittadini del Veneto possano andare a votare. Poi a un certo momento abbiamo sentito anche la necessità di coinvolgere più persone, quindi siamo già nella fase non più semplicemente politica, ma di lancio di una campagna referendaria che noi abbiamo voluto chiamare plebiscito, cioè quello che il popolo vuole e dispone, perché questo significa plebiscito, e non quello che i politici decidono che sia meglio per i cittadini. E quindi abbiamo deciso di avviare anche questo comitato referendario, che ha lo scopo di raccogliere tutte le forze politiche, tutte le maggiori adesioni possibili, che siano anche al di fuori dei singoli movimenti, no? In maniera trasversale, tanto che per esempio questa sera, attraverso questo comitato che è un comitato politico, perché si parla di politica, ma è un comitato sovrapartitico, nel senso che viaggia al di sopra dei partiti, siamo riusciti anche ad avere due ospiti rappresentativi che sono degli amministratori e rappresentano quella classe politica che ha il coraggio di fare un cambiamento, ha il coraggio di fare la famosa metamorfosi. Che cosa ci manca oggi a noi? Il mondo sta cambiando, no? Sta cambiando, e quindi è fondamentale che l'azione politica di tutti quanti noi, sia quelli che stanno da questa parte sia quelli dall'altra parte, diventi un fattore di miglioramento sociale. Per fare questo serve una nuova classe dirigente che sappia cogliere le sfide della modernità. Naturalmente o la classe dirigente si cambia o quella che c'è fa un cambiamento, fa una metamorfosi. E il fatto che ci siano degli amministratori in carica che si avvicinano a questo processo significa che la metamorfosi è avviata e sta avvenendo. E chi non percorrerà questo cambiamento, chi non percorrerà questa metamorfosi, semplicemente dovrà subirne le conseguenze politiche, che sono la caduta, l'annientamento e la morte politica, perché ormai i cittadini del Veneto stanno entrando in una fase di grande consapevolezza che le cose devono cambiare e che ci dobbiamo avviare velocemente verso l'unica soluzione possibile nei confronti del declino italiano, che è quella dell'indipendenza del Veneto. Ma voi veneti volete la secessione e siete ignoranti, siete provinciali, volete rinchiudervi. Se ci pensiamo bene, in realtà il fenomeno della secessione, quello sì, è un fenomeno in cui ti vuoi rinchiudere, ma noi non vogliamo la secessione, vogliamo l'indipendenza. Secessione è un aspetto negativo, indipendenza è un aspetto positivo. Perché? I veneti sono sempre stati, se andiamo a vedere la nostra storia, cittadini del mondo, no? Siamo stati un popolo di navigatori, abbiamo attraversato tutto il Mediterraneo e quindi non abbiamo paura della globalizzazione, della mondializzazione. Oggi la chiamano globalizzazione, però sapete che globalizzazione è un caso particolare della mondializzazione, cioè di quel rapporto che succede tra i vari popoli del mondo che instaurano dei rapporti, dei commerci e così via. Ebbene, i veneti da questo punto di vista hanno sempre dimostrato di essere aperti al mondo, di essere non provinciali. Provinciale è quella situazione in cui ci vogliono relegare, cioè nel momento in cui noi non riusciamo ad entrare in Europa con dei rappresentanti che tutelino i nostri interessi a livello internazionale, in quel momento noi siamo costretti a subire il provincialismo. Provincialismo, cioè il fatto di essere rinchiusi. Indipendenza invece significa entrare in Europa,
poter stabilire rapporti con gli altri paesi sullo stesso livello, avere anche un peso politico maggiore, perché se pensiamo che per esempio ci sono degli stati più piccoli di noi come la Lituania, che hanno 12 rappresentanti all'interno del Parlamento europeo, mentre noi veneti, che siamo una regione che ha 5 milioni di abitanti, quindi molto più grande della Lituania, abbiamo appena 8 rappresentanti. Ecco che in quel momento tutte quante le politiche economiche, per esempio, pensiamo, che ne so, alla questione delle quote latte, ne dico una tanto per dirne, o dello sviluppo economico o della tassazione, non sono tutelate all'interno dell'Europa, perché noi siamo sottorappresentati in funzione del numero di abitanti che abbiamo, e poi abbiamo una capitale lontana che va a negoziare all'interno dell'Europa delle politiche che sono contro i nostri interessi e servono a tutelare interessi diversi. Detto questo, io che sono un imprenditore, dove vedo i vantaggi di avere un Veneto indipendente? Perché una persona decide di fare l'imprenditore? Attenzione che imprenditore vuol dire qualsiasi persona che non sia sotto parola. Okay? Una volta si diceva andavi a studiare, e dopo, una volta che avevi finito di studiare, nel linguaggio così comune si diceva adesso vado sotto padrone, che vuol dire vado a lavorare, perché una volta di padrone ce n'era solo uno e tutti quanti erano dipendenti. La persona a un certo momento che decide di fare impresa lo fa per un motivo fondamentale, sostanzialmente, che è quello di essere liberi. Ok, l'imprenditore decide di fare questo per essere libero, e lo fa poi nella prospettiva anche magari di essere libero, pur magari poi alla fine trovandosi a lavorare di più di quello che fanno altri. E in questa libertà che l'imprenditore si prefigge, all'interno dello Stato italiano noi industriali, imprenditori, persone che fanno impresa, ci troviamo ad assorbire esclusivamente situazioni negative, mentre in una situazione di mondo globalizzato lo Stato italiano non considera il fatto che c'è la concorrenza tra Stati e che c'è il libero mercato europeo, e che quindi l'impresa, dal punto di vista generale, non ha più nessun interesse a restare all'interno di questo territorio, a creare ricchezza, portare posti di lavoro, produrre, vendere, guadagnare soldi e distribuire una parte delle risorse nel territorio attraverso la tassazione. Non lo fa più, si sposta altrove, va da qualche altra parte, perché gli imprenditori, guardate, gli imprenditori sono persone normalissime, come tutti gli altri, che hanno una moglie, hanno dei figli, hanno degli amici e così via. Quando uno si alza la mattina e dice ma chi me lo fa fare di rompermi le scatole per non c'è paschei, perché mi arrivi l'ispezione, perché devo fare i conti con la burocrazia, non lo fa, punto. E di questo ne beneficia negativamente tutta la società nel suo complesso. Quindi, diciamo, dal punto di vista dell'impresa, che è il mio punto di vista, mi hanno chiamato per questo, noi non abbiamo più nessun interesse a far parte di uno Stato come l'Italia, che è contrario a quello che vogliamo noi. E credo che sia nata ormai una consapevolezza, anche parlando con i miei colleghi, con i miei amici, che l'indipendenza arriverà, e arriverà molto presto, per il semplice fatto che gli imprenditori, coloro che detengono anche il potere economico all'interno del Veneto, hanno deciso di cambiare debitore. Okay? Cioè chi ha attività finanziarie è un creditore, okay? Anche chi ha depositi bancari è un creditore, perché il denaro in un certo senso è un titolo di credito, e dall'altra parte hai una persona che deve onorare il credito che tu hai, che quindi è il debitore. Oggi avere lo Stato italiano come debitore significa avere un interlocutore che è fallito,
e quindi noi non abbiamo più nessun interesse ad avere un interlocutore fallito. Quindi l'indipendenza arriverà, ed arriverà molto velocemente, perché il sistema produttivo e industriale del Veneto ha deciso di cambiare debitore. Il debitore non sarà più l'Italia, ma sarà lo Stato Veneto, perché l'Italia è uno Stato fallito, il cui rating avete visto che è stato recentemente abbassato alla BBB, cioè uno scalino sopra della spazzatura. Che interesse ha il sistema produttivo del Veneto avere un interlocutore di questo tipo, quando uno Stato Veneto sarebbe con la AAA alla stessa stregua dell'Austria o di altri stati più sviluppati? Non conviene, non c'è più nessun tipo di interesse. Quindi, poiché questo meccanismo ormai è passato, l'indipendenza del Veneto arriverà in maniera estremamente veloce. La classe politica del Veneto sarà costretta ad adeguarsi attraverso una metamorfosi indispensabile, ma non indispensabile perché lo diciamo noi o indispensabile perché l'ha deciso qualcuno, indispensabile perché la storia ci ha messo in questa condizione qua, cioè o si fa l'indipendenza del Veneto o sarà il popolo veneto a farla a furor di popolo. Quindi questo processo di indipendenza che vivremo noi nei prossimi mesi è una cosa assolutamente automatica. Chiudo semplicemente facendo qualche considerazione di tipo generale sulla situazione economica, che mi ha convinto definitivamente a fare questo passo nel discorso indipendentista. Pensiamo per esempio alla situazione di debito dello Stato italiano nei confronti dei pagamenti che le pubbliche amministrazioni devono fare alle imprese. Allora, il debito attuale è di 120 miliardi di euro. Con la legge Salva Italia del 2012, cioè l'anno scorso, Monti ha creato questa legge, questo decreto denominato Salva Italia, che manda in pagamento 40 miliardi di euro alle imprese, 40 miliardi di euro che da erogarsi in 3 anni, quindi non subito, a fronte di un debito che è 3 volte tanto. A casa mia questo, non so come lo chiamate voi, ma a casa mia si chiama concordato preventivo, cioè c'è qualcuno che sta per fallire, ok? Non può pagarti 100 e ti dice guarda, ti do 30 e te lo pago in 3 anni. Questo è concordato, quindi quello che è stato venduto dai mass media come decreto Salva Italia in realtà è un concordato preventivo che lo Stato italiano ha fatto nei confronti delle imprese, le quali chiaramente saranno costrette a prendersi in carico la differenza, cioè se lo Stato non ti pagherà mai più i 2/3 del debito, te la incarti, insomma. Quindi questo è un fallimento conclamato dello Stato italiano. A fronte di questo non so come si possa parlare di decreto Salva Italia, tant'è che è girato proprio nelle scorse settimane, a fine di giugno, abbiamo visto girare, è arrivato sui nostri tavoli, un rapporto riservato di Mediobanca UK, cioè diciamo quel branch, quel ramo di Mediobanca anglosassone che si occupa di fare le relazioni per gli investitori britannici che fanno investimenti in Italia, il quale segnalava chiaramente che adesso la crisi economica si sposterà a passi molto grandi in direzione delle difficoltà bancarie, nel senso che le banche italiane hanno avuto un'escalation dei crediti inesigibili circa nell'ultimo anno e mezzo, mentre per quanto riguarda l'altra parte, cioè i cosiddetti crediti esigibili, questi sono coperti da un corrispondente valore immobiliare, cioè sono sostanzialmente mutui erogati, garantiti da immobili. Il problema è che il valore degli immobili sta crollando. Se dovesse scendere di un altro 10-15%, come si presume possa essere effettivamente plausibile,
ci troveremo nella condizione che c'è uno sbilanciamento tra il valore degli immobili e i crediti erogati, cioè le banche non sarebbero più in grado di garantire il patrimonio, insomma, perché avrebbero dato più soldi di quello che potrebbero effettivamente incassare vendendo gli immobili che sono stati dati a garanzia. Questo significa fallimento delle banche italiane. Fallimento delle banche italiane che può essere scongiurato esclusivamente con l'intervento del Fondo Salva Stati che è stato messo in piedi dall'Unione Europea. Quindi probabilmente nei prossimi mesi, in un tempo relativamente breve, l'anno prossimo, 5 mesi, 6 mesi, non si sa esattamente quando, l'Italia sarà costretta a ricorrere a una situazione di questo tipo, che significa ugualmente un fallimento conclamato dello Stato italiano. A fronte di ciò, noi cittadini veneti dobbiamo chiederci se non valga effettivamente la pena, anche dal punto di vista economico, mettere in atto un bail-out, un programma di salvataggio che deve essere particolarmente valido e che passa attraverso il referendum dell'indipendenza del Veneto. Abbiamo un'occasione che si presenterà. L'invito che posso farvi io è quello di uscire da questa sala consapevoli che si andrà a votare. Si andrà a votare probabilmente entro l'anno, il quesito sarà secco. Vuoi tu che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana? Sì, no. Noi abbiamo già fatto dei sondaggi l'anno scorso, abbiamo visto che la maggior parte i cittadini del Veneto, vuoi per motivi economici, vuoi anche per sentimento nazionalista, e può essere anch'essa una motivazione, nel mio caso non è la motivazione principale, però è una delle motivazioni. Saremo invitati a votare, non perdiamo l'occasione di spiegarlo ai nostri amici, ai nostri parenti, ai nostri conoscenti, trasversalmente, indipendentemente dal credo politico, sia che siamo di centrodestra sia che siamo di centrosinistra. Comunichiamolo, probabilmente a settembre-ottobre partirà una grande campagna, perché ci sono anche, come vi dicevo prima, il sistema economico produttivo ha deciso di scaricare l'Italia, quindi ci saranno anche disponibili dei finanziamenti per fare una grande campagna elettorale a favore dell'indipendenza del Veneto. E non perdete neanche l'occasione di fare pressione politica, voi cittadini, nei confronti dei rappresentanti elettivi, quindi consiglieri comunali, sindaci, consiglieri provinciali, consiglieri regionali, perché abbiamo visto una cosa che non era mai successa, che a fronte di questa situazione economica di grande crisi, questo grande cambiamento che sta succedendo, come in realtà le forze politiche in questo momento siano particolarmente sensibili alle istanze della popolazione, una cosa che non si era mai verificata precedentemente. Quindi quello che noi diciamo, pensiamo, in questo momento si sta verificando. Tant'è che noi stessi, come Movimento Indipendenza Veneta, siamo andati in giro ai sindaci a chiedere di sottoscrivere, fare un ordine del giorno, comune per comune, di sostegno al referendum per l'indipendenza. E già oggi circa una trentina di comuni nel Veneto hanno approvato un ordine del giorno di questo tipo. Anche Miane? Sì, anche Miane si appresta, non so Codognai, vedremo, staremo a vedere. E questo esclusivamente attraverso l'azione politica di un piccolo movimento che ha raggiunto magari percentuali elettorali ancora minime, però che sta dettando la linea politica in Veneto già da parecchi mesi. Quindi quello che dite voi è molto importante in questo momento. Chiudo con uno slogan che ho fatto anche l'altra serata a Conegliano e sembra che abbia avuto successo, vediamo se avrà successo anche a Conegliano. Vuoi tu che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana? Sì? No?